Va ora in onda la rassegna stampa. Ho fatto un sogno stanotte, guarda, lasciami stare. Ho sognato la flotilla, sì, ero imbarcato sulla flotilla. Davanti a me, sulla destra, c'era un musulmano, Abdul, e sulla sinistra c'era un travestito queer aveva anche lui la parrucca verde, e infatti preferivo lui quasi al musulmano, no? A un certo punto, pum, 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 hanno cominciato a scoppiare i petardi. Ho detto, porco cane gli israeliani, no. E poi ho iniziato a grattarmi la polvere per far grattare, poi starnutivamo tutti, la polvere per far starnutire, droni maledetti che ci hanno tirato la polvere per starnutire. Questa è anche difficile da trovare, e non so se esiste ancora a Carnevale. Ai nostri tempi la usavamo, bellissimo. Ragazzi, sono ancora qui. Mentre stiamo inquadrando il bellissimo orologio di Radio Libertà con decine e decine di firme, questa volta le vostre, signori, perché quello con le nostre firme è andato via alla grande, e vi ringrazio perché avete sostenuto la nostra radio dandoci una bella sommetta che ci permetterà di pagare la bolletta della corrente di questo bimestre. Questo invece con le vostre firme e con la firma di un certo generale Vannacci, oltre che di parlamentari, senatori, deputati della Lega che sono venuti a trovarci allo stand, questo è ancora in nostro possesso, e devo dire ci stanno arrivando offerte interessanti. Chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi insomma vedere cammello, e noi vediamo che cazzo c'entra il cammello. Sammy Varin, guarda che arrivano davvero tra pochi cammelli. Fatto sta, grazie ancora, lo dico ogni giorno perché so che ogni mattina c'è qualche ascoltatore che l'altro giorno non ha sentito, allora arriva oggi. Grazie se mi siete venuti a trovare a salutare a Pontida. Grazie da Sammy Varin, grazie da tutto il nostro staff. C'era chiaramente il nostro direttore Sallusti, Giulio Cainarca, Vincent, gli altri amici che fanno trasmissioni che sono volontari, cioè gente che viene qua a gratis perché ha qualcosa da dire, perché ha il coraggio di dire qualcosa. Grazie per il vostro affetto. C'è una piccola pausa, un jingle al volo, dobbiamo uscire perché forse ci sono dei droni che arrivano in Bellerio. Sto scherzando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. No, non ci sono droni, tutto tranquillo, notte stellata, cielo terso, una gran bella giornata su Milano, non pioverà. No, questo non ve l'assicuro, ragazzi. Fatemi dare un abbraccio a tutti coloro che hanno la casa piena d'acqua, ma più che la casa, in molti paesi, avete visto nel Comasco, ragazzi, è andata veramente da schifo questa volta. Portiamo pazienza, anche se andrà sempre peggio, ed è chiaro, uno che abita in una zona tra virgolette a rischio, forse è meglio sinceramente che si cominci a guardare davanti, dici ma forse è il caso di spostarsi negli anni da un'altra parte, punto di domanda. Sì, buongiorno, no, tutto bene, sì, questo orologio ve l'ho detto, prima o poi riusciamo anche a distribuirlo. Se qualcuno di voi ha un'anima buona e decide di aiutare Radio Libertà con un contributo volontario potente, questo orologio con le firme di decine di ascoltatori e del generale Vannacci, se lo viene, c'è anche Ernestino Roveda, quello del vino, se lo viene a prendere negli studi di Milano, via Bellerio 41 Milano. Bene,
Da Sammy Varin è tutto, grazie per il gentile ascolto e ci sentiamo. No, non posso andarmene via, ragazzi. Io sono abbastanza distrutto oggi, cioè sono disposto a pagare 100 euro, no, 100 è troppo, facciamo 10 euro a chi conduce questa rassegna stampa. No, ma non la devi fare sportiva, allora c'è Simone 2 che la fa, ma solo se si parla di sport, quell'altro vuole soltanto donne nude. Scusa, non puoi pensare, no? Allora questa è una rassegna stampa, stavo dicendo normale, vabbè, senti, ti faccio vedere che cosa succede sui giornali, cioè capisci il motivo perché io non voglio fare questa rassegna stampa? No, non voglio. Corriere della Sera, flotilla attaccata, lite tra i partiti. Repubblica, Meloni attacca la flotilla, anche lei che si mette ad attaccare. La Stampa, flotilla, piano Meloni Chiesa. Il Resto del Carlino, Meloni e la flotilla attaccata, missione irresponsabile. Il Fatto Quotidiano, prima i droni, poi Meloni, la flotilla ce l'ha con me. Il Messaggero, Meloni e l'attacco a flotilla, usano Gaza contro di noi. La Verità, la Verità non ha scritto flotilla? Com'è che non scrive flotilla in prima comprate tutti La Verità quest'oggi. Landini e il PD sfruttano Gaza per regolare i conti a sinistra. Ok, almeno uno che non scrive, no, anche il giornale è quasi peggio. Militari per salvare i pacifisti. Bella questa, bella questa. Attaccata la flotilla italiana, arriva in aiuto la Marina. Che ieri, quando è successo, no? C'erano le agenzie intorno a quest'ora che vi ho detto la notizia, ridevamo anche perché sembrava veramente una roba. Adesso gli hanno tirato i petardi, era già successo qualche settimana fa, adesso gli hanno tirato la polvere irritante. No, non si fanno queste cose, però sembrava una roba un po' ingigantita. Ingigantita. Nel corso della giornata hanno bloccato i lavori in aula e allora adesso dovete venire là. Oggi arriva subito il ministro in aula a riferire e ci hanno dichiarato guerra eccetera e adesso gli abbiamo mandato una nave per aiutare i pacifisti, gli abbiamo mandato la nave italiana, cioè. E adesso voglio vedere quando arrivano poi sulle rive di Gaza, voglio vedere che cosa fa la nave italiana, cosa fa? Gli fa ciao, prego, andate pure avanti. Oppure dichiariamo guerra a Israele. Ragazzi, mi dite un pensiero? No, non parlo con voi registi, voi il vostro pensiero lo conosco, uno lo sport e l'altro le donne nude. 340-6709-659. Ditemi un vostro pensiero subito alle 7:41 del mattino, perché io non la comincio questa rassegna stampa. 340-6709-659, ma non ce la faccio. Il tempo floppia, flop pilla, ok? Non è facile, ma è così. Sole 24 ore, ti amo, perché almeno parla di edilizia privata, pronta alla riforma, sanatoria per abusi precedenti al 1967, e Giorgetti che dice l'Unione Europea faccia mea culpa, transizione ecologica, un disastro. Dice Giorgetti. Il Domani, anche Meloni attacca la flotilla, anche Meloni, povera flotilla, usano Gaza contro il governo. Il Manifesto, avviso ai naviganti, chiaramente avviso ai naviganti per dire che cosa? Non possiamo mica dichiarare guerra a Israele. Attaccata dai droni la flotilla, aspetta che mi è arrivata la pubblicità di Don di Salotti, attaccata dai droni la flotilla è abbandonata dall'Italia. Cazzo, no, mi rifiuto, non la faccio la rassegna stampa oggi. La missione umanitaria internazionale per Meloni vuole solo creare problemi al nostro governo. Dalla Spagna una nave militare a protezione, da noi per osservazione, cioè da noi gliel'abbiamo mandata, cioè dobbiamo armarla con missili nucleari. Avviso ai naviganti, quindi questo è il titolo del quotidiano Il Manifesto e ci fa molto arrabbiare, però no, per fortuna, ecco, guarda, c'è Italia Oggi,
I love you, ricompare il Salva Milano, questa è una cosa che ci mette tanta allegria e soprattutto ci mena via. Basta, non posso più guardare niente perché c'è la pubblicità, quindi vado da un'altra parte, voglio qualcosa che mi meni via. Allora, o mi mandate un messaggino cantando una canzone, cercando di menarmi via, oppure vi faccio sentire l'ex ministra Fornero che dice a Vannacci: sei vomitevole, vergognati. Penso che sia una buona idea per voi che state facendo colazione, godete con me la Fornero che si incassa con Vannacci. Sentite. Faccio sentire invece delle parole piuttosto dure, quelle del generale Vannacci a Pontida. Lo straniero purtroppo è già tra di noi, ci ha già invaso, che purtroppo molto di frequente stupra, violenta, ruba, rapina e che ci vuole imporre le proprie tradizioni e la propria cosiddetta cultura. Per questi signori c'è solo un futuro e si chiama remigrazione! Remigrazione! Che significa rimandarli al paese d'origine, anche se, diciamo, a prescindere da quelle che sono le regolamentazioni. Professoressa, è un linguaggio che deve preoccupare trasversalmente? Io l'ho detto una volta e lo ripeto, credo che l'aggettivo che si deve usare sia quello di vomitevole. Non c'è altro modo di descrivere quel linguaggio lì e io mi vergogno che un rappresentante delle istituzioni del nostro paese, in questo caso a Bruxelles, ma prima era, come lui orgogliosamente rivendicava, un generale italiano, io mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo. Veramente, Vannacci, vergognati. E noi al generale Vannacci gli abbiamo fatto firmare l'orologio di Radio Libertà che campeggia qua in redazione. Ancora il buongiorno da Sammy Varin. Sì, va un po' meglio, adesso ho quasi il coraggio di cominciare. Guarda, leggo subito qualche vostro messaggio. Sammy, almeno tu. I criminali israeliani hanno sterminato altre 85 persone a Gaza nelle ultime 24 ore. Non c'è niente da ridere, il governo italiota, Meloni e Crosetto in primis, è complice del genocidio. Ho capito, caro amico, amico, ma cosa facciamo? Dichiariamo guerra a Israele, mandiamo la fregata fare da babysitter alla flotilla e poi quando la flotilla verrà attaccata, loro l'hanno detto ieri, se attacchi una nave italiana attacchi l'Italia, se attacchi una nave spagnola attacchi la Spagna, è guerra mondiale, caro mio. Che facciamo? Certo, i bambini continuano a morire e questo lo dico da mesi, mi fa incazzare moltissimo e lo ha detto anche nella notte la nostra premier, te che vada a Ciapassu, dove che l'è? Meloni, a Gaza Israele ha superato il limite. All'Assemblea Generale dell'ONU, mentre voi dormivate, la Meloni parlava e sui migranti attacca i giudici. Questa è l'apertura di Repubblica che non troverete su nessun giornale perché appunto hanno chiuso prima. No, Avvenire no, ti prego. E vado dove vado? Vado a quel paese. Devo leggervi il Corriere? Ve lo leggo, però no, dai, cominciamo con qualcos'altro. Cominciamo con qualcosa di più divertente, vi prego, perché sono veramente demoralizzato quest'oggi. Davvero, sono pronto a pagare qualcuno che viene qua in Bellerio e mi fa la rassegna stampa. Dai, vado da Libero. No, a te non te la do perché no, scusa, vuoi fare la rassegna sportiva per 2 ore. Libero! Ci tocca andare a salvare i croceristi. Giorgia smaschera la flotilla. Ma capisci che oggi tutti i giornali hanno in prima pagina flotilla? Cioè capisci che pubblicità pazzesca che facciamo alla sinistra
ad Hamas, I love you Flotilla, e al PD che chiaramente adesso dice ma come, sì, Meloni sì, adesso sta facendo qualcosa, ma deve fare molto di più, e ci deve proteggere, e noi abbiamo mandato la fregata. Non l'avrei mai pensato una roba del genere. La denuncia dice agli attivisti, pioggia di droni. La denuncia degli attivisti, pioggia di droni sulle navi, l'Italia manda una fregata, Meloni, inutile rischiare la vita, possiamo far arrivare gli aiuti, ora si fermano o no? Cioè la Meloni li ha anche rampognati ieri in rassegna stampa, in conferenza stampa, gli ha detto giustamente, cioè state rischiando un rischio che si poteva tranquillamente evitare. Su Libero l'editoriale di Mario Secchi, si rischia la guerra per le idiozie dei progressisti. Cosa ti dicevo? Ellis Line dice che l'Italia ha tradito la sua storia diplomatica. Non so a cosa si riferisca la segretaria del PD, ma so che la strategia di Meloni per Mediterraneo, Africa, Medio Oriente è perfettamente dentro la tradizione. Ashline devono aver raccontato una versione terzomondista e naturalmente anti-americana della nostra politica estera, che non è mai esistita. La Democrazia Cristiana, persino quando coltivò il progetto del compromesso storico con il Partito Comunista, parlava regolarmente con la Casa Bianca, che lo osteggiava in ogni modo. Leni di Enrico Mattei fu l'alfiere della nostra politica estera in Africa e Medio Oriente, esattamente come nel presente non dovrebbe essere sfuggito a Schlein un grande progetto del governo chiamato Piano Mattei. Ciò che è discontinuo e pericoloso è invece l'idea di partito che ha la Schlein, una sorta di movimento permanente che in Parlamento non conclude niente e cerca la spallata al governo nella piazza e da ultimo anche in mare. Ieri Giorgia Meloni dalle Nazioni Unite ha ricordato all'opposizione che la guerra è una realtà e non la propaganda di Landini e soci, che puntare al caos agitando la bandiera palestinese sperando di mettere in mezzo l'Italia tra Hamas e Israele è una follia. Georges Clemenceau, uno degli artefici del Trattato di Versailles del 1919, diceva che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai generali. Figuriamoci cosa può accadere se il conflitto finisce nelle mani delle sagome che stanno solcando il Mediterraneo. Quello che non ha capito l'opposizione è che in Medio Oriente si combatte. A Gaza l'esercito israeliano sta dando la caccia alle cellule di Hamas, mentre su Eilat in Israele ieri si è abbattuto un missile lanciato dagli Houthi. Il fatto che la difesa abbia inviato una fregata nell'area non autorizza la sinistra a pensare che i servitori della nostra marina possano entrare in guerra per difendere le loro idiozie. Il conflitto della flotilla non è degli italiani. Meloni dal Palazzo di Vetro sta dicendo a Sleni, a Conte, a Bonelli e a Fratoianni di finirla di scherzare col fuoco, perché saranno loro a bruciarsi le mani. Stiamo a vedere chi si brucia le mani. Io qualche dubbiettino ci viene che ci bruciamo tutti quanti, almeno un polpastrello, però siamo ottimisti. Voi scrivete popolo di Radio Libertà al 340-6709-659, flotilla, chiaramente dovete cominciare così il vostro WhatsApp, flotilla, scritto flotilla se non lo sapeste. Siamo sempre su Libero che mette in prima pagina il richiamo. Sì, arrivano nuovi scioperi e nuove occupazioni a sorpresa, chiaramente. Questi vogliono distruggere anche la nostra vita. L'USB, occupazione di 100 piazze. Il sindacato Propal vuole bloccare tutto di nuovo. Che palla, sti Propal. Lezioni per Compagni e Maranza. Quello che gli scioperanti ignorano di Hamas. Ce ne parla Tommaso Lorenzini oggi a pagina 12 di Libero. Ma in centro pagina c'è il messaggio del candidato Dem ai suoi. Signori, Ricci, io non lo so se vuole fare pena a quelli che non lo votano, che loro dopo dicono ma no, dai, non piagnucolare, ti voto. Ricci, candidato del PD, del centro-sinistra per le Marche, si vota questo weekend, cavolaccio, oltre che in Val d'Aosta. Qualcuno se l'è ricordato. Ricci ammette, non so se nelle Marche vinco. Ricci, noi
veramente applaudiamo la tua sincerità. È chiaro che con questa frase qualcuno dice no dai cavolo, allora lo voto, dai. Vado un po' più in basso, signori. I numeri degli ultimi 4 anni e il tasso di occupazione tocca il 62,7%, report della CISL, oltre 1,3 milioni di occupati in più. Se non gli basta, non gli basta, Landini non gli basta. Landini, il desaparecido, dove è andato? Chi ha visto Landini? Boh. Siamo sempre in prima pagina sul Libero, e il Guardian e la festa del 4 ottobre fanno diventare di destra perfino San Francesco, dice Carlo Nicolato. Tra le tante brutte notizie di guerre, catastrofi e omicidi vari, ieri il Guardian, lo storico guardiano del quotidiano della sinistra britannica, anche più a sinistra del Labour, ha trovato un consistente spazio per sorprendersi del fatto che in Italia si torni a celebrare la festività di San Francesco d'Assisi, cioè ci ha dato in poche parole di destra a San Francesco, mentre San Francesco sappiamo benissimo, come Gesù del resto, è assolutamente pro-pal, ma minimo di sinistra, ma ultra sinistra, e Gesù era un migrante. Chiaro che sta cosa c'è su un altro giornale, un bel paginone, mi pare sulla Stampa o su Repubblica, un bel paginone su San Francesco, perché San Francesco a me è sempre piaciuto. Abbiamo il Tau che penzola, nonostante ad Assisi appunto si facciano sempre cose di sinistra, però non quest'ottobre, ma l'ottobre del 2026 sarà festa. Sarà una giornata festiva San Francesco, ritorna a essere festa, e questo chiaramente viene visto da molti come una zampata della destra al governo. Santa polenta, aiutami tu. Mollo Libero, vado da un'altra parte ma poi ci ritorno, ve lo prometto. Avvenire, fermare la violenza, l'appello dei vescovi per Gaza, inutile strage, esilio forzato del popolo palestinese, le barche di flotilla, c'è scritto la barche, cosa devo fare? Neanche nel sottotitolo siete capaci. Oh, ma che vi bevete all'Avvenire? La barche di flotilla, la barche, non so, di flotilla, attaccate dai droni, la barche attaccate, non c'è qualcosa che non collima, vabbè, il governo manda in soccorso una fregata che speriamo non lo sia davvero una fregatura. Sempre più poveri per l'Italia e i ricchi lo saranno di più. Vedete il contraltare, se da una parte l'occupazione va così bene, siamo sempre più poveri, la povertà non arretra, anzi è un fenomeno che cresce in modo uniforme, visto che 2,2 milioni di famiglie vivono nell'indigenza assoluta, e questo anche perché la politica è rimasta in gran parte sorda alle sollecitazioni, alle richieste di intervento avanzate dall'Alleanza contro la povertà, che forte della collaborazione di 35 associazioni da 12 anni monitora una piaga sempre più incisiva. L'organismo chiede alla politica l'attivazione di un tavolo tecnico permanente e la creazione di un intergruppo parlamentare ad hoc. Ad accrescere le disuguaglianze che dilaniano il paese è intanto la riallocazione del risparmio che avverrà nel prossimo quarto di secolo con il passaggio generazionale. La quinta puntata di Italia 2050, l'inchiesta di Avvenire, mette in luce che in 25 anni passerà di mano buona parte dei 7-8 mila miliardi di ricchezza finanziaria degli italiani. Questa la meditazione del quotidiano Avvenire, che mette in centropagina per i boss destinazione Sardegna, 90 capi mafia trasferiti a Cagliari entro il 2026, l'allarme del Tribunale di sorveglianza. Oltre ai 92 boss già rinchiusi nelle carceri della Sardegna, sull'isola ne arriveranno altri 90 nel nuovo braccio in fase di completamento a Uta, vicino a Cagliari. L'apertura della sezione 41 bis farà della regione Sardegna quella che ospita in assoluto il maggior numero di detenuti in regime di carcere duro, 180. Allarme per le possibili infiltrazioni legate al trasferimento dei familiari e per le condizioni di sicurezza dei trasporti. Sardegna sempre più è in ebollizione in tutti i sensi, perché i sardi poi sono incacchiati ma di brutto su molte argomentazioni.
Il Corriere, flottia attaccata, lite tra i partiti, bombe sonore e urticanti contro gli attivisti, Zelensky all'ONU, Putin vuole allargare la guerra, von der Leyen, abbattere i MiG, opzione sul tavolo, Crosetto invia una nave, Meloni, missione di responsabili, è quella della flottia, le accuse di Schlein al governo. Ora ditemi voi per favore con un WhatsApp al 340 6709 659 con che animo andate al lavoro questa mattina, con che animo uscirete a comprare un quotidiano questa mattina. Cioè uno dice ma forse è meglio che faccio a meno, dice. Ditemelo voi, inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Vi assicuro una cosa, se girate su un'altra radio è molto peggio, perché io cerco almeno di essere positivo, propositivo, incazzativo. Dalle altre parti leggono la rassegna stampa così, andiamo sul Corriere, l'articolo di Marco Galluzzo, flotilla attaccata, lite da... ma sì, noi siamo arrabbiati. La crisi, lo scenario, Tajani, mediazione con Israele sugli aiuti, il ruolo della CEI, Paola Di Caro oggi sul Corriere. Poi ci sono anche altre notizie. In prima pagina c'è la brutta notizia da Palau, era sparita l'11 settembre, la confessione di Emanuele Ragnetta, Cinzia assassinata da un produttore di vini di lusso, voi della Sardegna lo conoscerete sicuramente, bloccato mentre andava dai genitori su un gommone. L'imprenditore del vino Emanuele Ragnetta ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo in Sardegna, di cui non si sapeva più nulla dalla sera dell'11 settembre. Ragnetta ha fatto ritrovare il cadavere in un terreno vicino a casa sua, indagato un giovane di Milano che l'ha aiutato. Siamo sempre sul Corriere. Poi si toglie la vita, Dallas, Cecchino spara al centro antimigranti, 2 morti, e poi il Colle, gli atti firmati da Mattarella, graziati in 4, c'è il figlio che uccise il padre violento, è stato graziato anche lui, il figlio che nel 2021 uccise il padre per difendere la madre, ma c'è anche la guardia giurata che nel 2017 sparò a un rapinatore in fuga uccidendolo. Segnale, sì, Boeing magari non è proprio grazia completa, eccetera, però segnalini. E si parla anche di regionali sul Corriere, con Campania, la tarantella del centrodestra, la chiamano tarantella gli amici del Corriere, ci fa piacere, dal ministro al rettore la rosa dei 15 candidati del centrodestra per la presidenza della regione Campania, tanti come in una cartella del bingo. Ci fa piacere che quelli del Corriere la prendano sul ridere. Ci fermiamo, minimo c'è l'artista indipendente, c'è un pianista spesso e volentieri che disturba la nostra rassegna stampa alle 8 del mattino. Oggi tocca a Sam Giacomozzi.
Sì, ci ha provato Sam Giacomozzi a tenermi calmo e tranquillo con questa Costruire. Lui è un pianista che arriva dalle Marche, ha un pianoforte bianco e gira l'Italia in eventi pubblici e raffinate feste private. Cercatelo su tutti gli store digitali, su YouTube, ma anche su Instagram se magari c'è qualche matrimonio in arrivo. Sam Giacomozzi. Con il buongiorno un cavolo da Sammy Varino. Oggi sono arrabbiato, l'avete capito? Sono arrabbiato, questa roba della flotilla su tutti i giornali, che ripeto, che cosa ho detto io mesi fa? Che comunque è una bella azione, però adesso stiamo esagerando. Adesso l'idea di portare l'Italia in guerra facendo arrivare la fregata a proteggere la flotilla e adesso quando arriverà sulle coste cosa facciamo? La roba, posso dire che sono preoccupato, ma vediamo che cosa dite voi, cari ascoltatori, perché il bello della nostra radio, se mai questa fosse una rassegna stampa, è che io sento il vostro parere. In questo momento leggo e ascolto i vostri messaggi WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659. Poi ricomincio naturalmente la lettura dei vostri la lettura dei nostri quotidiani. Trovo assurdo che il governo intervenga in Parlamento a rispondere per quanto successo alla flotilla, tra l'altro tutto da verificare. Sì, qualche dubbio viene. Scene vergognose quelle di ieri in Parlamento. Cosa pretendono quelli dell'opposizione? Che dichiariamo guerra ad Israele? Stanno veramente esagerando. Chi è salito su quella nave doveva mettere in conto rischi e pericoli ed essendo un'organizzazione privata non deve essere il governo a intervenire. Si arrangino e chiedono al governo spagnolo. Hanno veramente rotto. I nostri problemi non sono questi. La nostra marina non deve intervenire. Ci scrive Carla, ma sono tantissimi i messaggi su questo argomento che stanno arrivando al 340 6709 659. Forse è il momento che anche chi non ha mai scritto ci scriva qualche cosa prima che scoppi una guerra mondiale senza il vostro consenso. E io pago, difatti noi cittadini dobbiamo pagare per salvare i pacifisti o signori il mondo al contrario? In effetti l'idea di salvare quella gente lì, anch'io non faccio i salti di gioia, però sono esseri umani, dai, che cavolo, Sammy, capisci perché i giornali perdono copie ogni giorno? Lei si vergogna di Vannacci, la Fornero, ma lei si ricorda cosa ha fatto da ministro? Vergogna, scrive Pietro. È vero, capisco tutto, capisco anche perché Giulio Cainarca mi ha rifilato questa patata bollente che la rassegna stampa, prendendosi la trasmissione successiva, sarà in onda quest'oggi con una puntata speciale Cainarca che parte alla solita ora ma finirà mezz'ora più tardi, intorno alle 11:20 finisce oggi Cainarca. Buongiorno Sammy, ma possibile che accettate quasi sempre passivamente i dati su morti e feriti a Gaza senza mai verificare fonti e questi numeri rimbalzano senza controllo da una bocca all'altra con una manipolazione mai vista se non ai tempi del Covid? Verissimo, sono d'accordo, problema che pare che non ci siano altre fonti. Buongiorno, se alla gentile Fornero il generale la fa vomitare, a noi fa vomitare la Salis. Buona giornata, carapina. Dovremmo andare in giro tutto il giorno col sacchettino se dovessimo star lì. La Fornero è vomitevole, ha rovinato migliaia di italiani prossimi alla pensione esodandoli e allo stesso tempo alla figlia ha fatto assegnare una super pensione dopo poco più di 11 anni di lavoro. Siete informati però, i bambini continuano a morire uccisi anche con le nostre armi, scrive qualcun altro. E ancora, questo mi spedisce un ritaglio di giornale, nuovi bresciani, tutti i soldi inviati all'estero. In un anno dalla nostra provincia di Brescia, inviati oltre 200 milioni di euro. La prima destinazione è il Pakistan, il mistero dei flussi con la Cina. Sì, nuovi bresciani, questi sono bresciani come io parlo napoletano, ragazzi miei. Flotilla, come Alessandro davanti al mare, canzone di Vecchioni, si sentì un coglione perché al di là non si poteva
conquistare niente, magari falla sentire questa canzone, no, è di vecchioni e mi rifiuto. Chissà che possa servire a qualcosa, magari trasmetti anche la canzone di Finardi, Me ne vado, così forse anche la sinistra potrebbe capire come sta girando il fumo in questi anni, A me piaceva quell'altra, ho deciso, che hai deciso, me ne vado, te la ricordi? Non te la ricordi, lo so. Giovani, buongiorno. Anche questi politicotti improvvisati, la Fornero per esempio, hanno il coraggio di giudicare altri politici onesti a favore dei cittadini italiani. Io penso che è vomitevole non solo il loro operato antipatriottico e distruttivo, sia economico che sociale nei confronti degli italiani, fatto qualche anno fa. È vomitevole vederli ancora in TV, lo so, è in quella trasmissione almeno una volta alla settimana la Fornero c'è. È vomitevole sentirli parlare, è vomitevole la loro presenza. Sappino che gli italiani, quelli intelligenti e non qua, quelli onesti e non faccendieri, quelli patrioti, non dimenticano. E questo è il tenore di molti altri WhatsApp. Teneteli lì, non cambiate radio, che poi vi leggo, perché ragazzi oggi vi ho svegliato bene, cioè vi ho svegliato malissimo. Però diciamo che le notizie che ci sono vi tengono vispi e la cosa mi fa piacere. Scrivetemi pure 3406709659 prima che naturalmente scoppi la guerra mondiale. Ma andiamo a pagina 3 del Corriere, che giustamente anche il Corriere qualche domandina se la fa, perché insomma dicono va bene, dai, su tutti i giornali flotilla, hanno attaccato la flotilla, oh mamma mia, domande e risposte. Quali armi e quanti raid hanno colpito le barche della flotilla? Oh, dai, leggiamo insieme, perché qualche domanda se la sono fatti anche i giornalisti professionisti, gli esperti di fama mondiale che scrivono sul Corriere. È arrivata anche qualche risposta, so che siete curiosi. Da quando la Global Summum Flotilla è salpata da Barcellona, si sono registrati una serie di attacchi a diverse barche. Perché fai la voce da deficiente, Sammy Varin? Non ho capito. C'è dell'ironia mentre leggi queste cose? I sospetti ricadono su Israele, che accusa gli attivisti di essere dalla parte di Hamas. E allora le domande. Quanti gli attacchi? La nave più grande del gruppo, la Family Boat, è stata attaccata 2 volte, il 9 e il 10 settembre in acque tunisine. Nella notte tra martedì e mercoledì sono state attaccate 10 barche a vela al largo della Grecia. Quali i danni? Stando alle foto, gli attacchi del 9 e 10 settembre hanno fatto danni minori, mentre quest'ultimo, secondo i membri della flotta, ha danneggiato 4 barche e ferito 2 persone. Che armi sono state usate? Gli attivisti hanno sempre sostenuto di essere stati colpiti da droni, ma inizialmente alcuni esperti avevano sollevato dubbi perché in genere gli attacchi dei droni militari che Israele usa spesso fanno danni molto maggiori. In questo caso però si tratterebbe di piccoli droni, piccoli droni. Stai facendo dell'umorismo, Sammy Varin, simili a quelli usati quotidianamente per scopi civili, che hanno sganciato materiale incendiario o piccole cariche esplosive. In un caso si sono trovati i resti di uno zainetto bruciato, forse usato per agganciare una bomba. Chi manda i droni? Israele non ha rivendicato gli attacchi a differenza di quanto fatto per il Qatar, ma è il sospettato principale, anche perché ha detto di non voler permettere che la flotilla arrivi a Gaza. Qual è lo scopo? Questo genere di attacchi ha una componente di guerra psicologica, demoralizzare e soprattutto impaurire gli attivisti, ma, come dimostrato in questi giorni, sono anche capaci di danneggiare barche al punto di costringerle a fermarsi e provocare feriti tra l'equipaggio. Sospiro di sollievo. Tutto bene, quindi niente di grave assolutamente. Vi ho detto, a me sembra una reazione sproporzionata quella che oggi c'è su tutti i giornali, però spero davvero di sbagliarmi, perché poi se è sproporzionata e succede anche qualcosa, ma anche se non è sproporzionata succede qualcosa, ma allora cosa parlo a fare, dico io? La mossa di Crosetto, ho informato tutti, ha detto Crosetto, la mediazione di Tajani con gli aiuti a Pizzaballa
spalla, ragazzi, la torta si fa complicata. Il piano per i pacchi degli attivisti. I pacchi. Che pacchi? Ci sono ancora i pacchi. Il ruolo di Zuppi. Signori, leggo qualche... Ma Paola Di Caro ci ha messo dentro tutto. Questa veramente è una torta avvelenata. Che il clima sia incandescente lo si capisce dai toni usati da Giorgia Meloni sul caso Flotia, dall'agitazione nei palazzi della politica. C'è capello, sono tutti agitati. Dove c'è la convinzione che la missione sia stata organizzata per attaccare il governo è forte, ma c'è anche la certezza che in caso di incidenti che coinvolgano cittadini italiani, gli attacchi all'esecutivo sarebbero feroci. Per cui per quello forse Tajani ha mandato la fregata. Insomma, il governo in poche ore deve muoversi in tante direzioni e la prima è stata quella che tra le 2 e le 3 del mattino di mercoledì ha imboccato il ministro della difesa. Appena saputo degli attacchi alle barche della flotilla, Guido Crosetto si è consultato con Giorgia Meloni a New York per l'assemblea ONU e ha deciso che bisognava intervenire per proteggere chi era in navigazione, tra i quali cittadini e parlamentari italiani. Se da droni israeliani come ritengono i più o di chiunque altro fa niente, è lo stesso tipo di meccanismo che utilizziamo quando viene qualcosa contro i pescherecci italiani al largo della Libia, ha spiegato il ministro al TG1. Non parliamo di un mare nazionale ma di acque internazionali e un attacco, un pericolo verso cittadini italiani in acque internazionali non può che vedere intervenire la Marina Militare Italiana. Controlli e indagini sono ancora in corso e oggi Crosetto riferirà sul caso in Parlamento. Qua mi fermo, ragazzi, ma c'è un paginone infinito sul Corriere su tutto quello che si sta muovendo e sta succedendo. Giro la pagina e c'è la Meloni, dai responsabile quella missione a Gaza e scoppia la lite con Schlein. E prima di parlare alle Nazioni Unite ha parlato in rassegna stampa e in rassegna conferenza stampa ce l'hai questa rassegna stampa che la fai tu, la devi fare anche la Meloni, e scoppia la lite con Schlein. La premier a New York è tornata a parlare di odio. C'è chi mi chiama assassina, qualcuno alle rotelle fuori posto e potrebbe risolvere il problema, ok? Che magari qualcuno gli fa anche comodo. La Dem Quartapelle subito commenta toni che non aiutano. Roma segua Parigi e Londra e quindi dobbiamo chiaramente applaudire alla Palestina, riconoscere la Palestina. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Dite che riuscirò ad arrivare alle 9:30 quando si concluderà questa rassegna stampa? No, non ce la farò mai! 3406709 ma io vi leggo, complimenti, avete vinto la mossa dei maxi poster con Zaia nella partita a scacchi del Veneto. Pagina 12 del Corriere, ve l'ho anticipato io ieri leggendovi i giornali veneti, oggi arriva sulla stampa nazionale anche se non su tutti i giornali. Un altro indizio della corsa del governatore uscente come capolista per la Lega. Nella giornata in cui Matteo Ricci, cosa c'entra Matteo Ricci, Dio mio? Ce lo infilate dentro anche nell'articolo su Zaia. Oh, imbroglioni, si fa per dire, naturalmente. Furbastri. Nella giornata in cui Matteo Ricci, candidato governatore per il centro-sinistra, ha rinfacciato a Matteo Salvini di aver compiuto il più grande furto infrastrutturale nelle Marche, accusando di aver sottratto alla regione 2 miliardi di euro previsti per l'arretramento della ferrovia, dirottandoli sul ponte dello Stretto. C'è un articolo su Zaia e parlano del povero Matteo Ricci che ha paura di perdere. Il leader della Lega ha continuato la campagna elettorale marchigiana che nel centrodestra vede competere Francesco Acquaroli, Fratelli d'Italia, a presidente uscente delle regioni. Salvini si è dichiarato ottimista sul risultato del voto del 28 e 29 settembre nelle Marche. Raggiunto Porto San Giorgio, fermo, ieri c'era un evento che abbiamo pubblicizzato, Salvini ha spinto perché i marchigiani vadano a votare, sostenendo che l'aria è buona e sono convinto che la Lega avrà un buon risultato. L'altro capitolo, ci si arriva, si chiama Veneto. In attesa di un vertice definitivo tra Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Maurizio Lupi, c'è chi dice già stasera ma pare improbabile per il ritorno della premier da New York, lasciatela riposare mezz'ora, da cui esca il candidato unitario del centrodestra per la regione, oltre che per Puglia e Campania, regione Veneto, oltre che per Puglia e Campania. I leghisti veneti hanno rotto l'Indugi.
E alla testa della cavalcata verso un nuovo candidato presidente leghista, il pressing, lo sappiamo, è per il vice segretario della Lega Alberto Stefani, c'è ancora lui, Luca Zaia, cavallo vincente non si cambia, neppure quando non può più tecnicamente ambire al primo posto. Zaia è comparso negli scorsi giorni su Maxi Affissioni 6x3 accanto a due parole, Veneto sempre. Poco dopo il claim, l'impegno continua, esattamente lo slogan della sua campagna elettorale del 2020. Più discretamente, un'ultima scritta ricorda le date delle elezioni regionali, 23 e 24 novembre. Il suo nome non compare neppure, ma il primo piano supplisce egregiamente perché il brand Zaia si vende da solo a quelle latitudini. Cioè la faccia di Zaia la riconosciamo subito. Una campagna elettorale de facto, seppur in assenza di un candidato alla successione pagata dalla Lega Veneta, che certifica, secondo la Vulgata, la decisione di Zaia di correre da capolista per la Lega con uno sperato effetto traino prezioso per il partito. Il diretto interessato non conferma e non smentisce. Il suo staff parla di un omaggio della Lega a 15 anni di ottima amministrazione e lui stesso martedì minimizzava: non c'è nulla di deciso. Ieri a confermare la lettura di Zaia capolista è lo stesso Salvini, sarà sicuramente in campo per il Veneto e per i veneti come fa da tanti anni. Se non ci saranno a lista Zaia, ne stiamo parlando con gli alleati, sicuramente sarà capolista della Lega. Gli indizi per galvanizzare i leghisti veneti ci sono tutti, incluse le dichiarazioni rilasciate da Ignazio La Russa al Corriere. Veneto alla Lega e Lombardia Fratelli d'Italia non lo escludo. E così l'uscente Zaia resta protagonista della battaglia in Veneto tra Lega e Fratelli d'Italia, con qualche effetto collaterale per i suoi. La corsa da capolista nelle 7 province venete, infatti, escluderà giocoforza altrettanti candidati, ma appunto per la Liga è questione di sopravvivenza all'assedio del partito della Meloni. Così il Corriere a pagina 12, che proseguo a guardare perché c'è un commento di Massimo Franco, la sua nota giustamente dice: le elezioni regionali sovrastate dalle tensioni internazionali. Ve ne leggo qualche riga. C'è in effetti da chiedersi quanto l'ipoteca dei conflitti internazionali potrà pesare e condizionare il voto per le regionali. Si comincerà a votare questa domenica nelle Marche e in Valle d'Aosta, poi toccherà ad altre 5 regioni fino a novembre inoltrato, e nonostante si parli di oltre 17 milioni di elettori potenziali, le questioni di politica estera sovrastano e rattrappiscono l'importanza di quelle consultazioni. Di solito il fattore locale prevale sul resto, ma stavolta l'incognita è se influirà almeno sulla partecipazione. Chissà che magari ci vada un po' più di gente a votare. Il racconto, Fabrizio Roncone nella stessa pagina racconta veti, rinunce e no grazie, il grande bingo in Campania per il nome del centrodestra. Dal ministro al rettore, la rosa di 15 candidati per sfidare Fico e nessuno per il momento ha detto di sì. Ancora notizie, ancora segnalazioni, una che riguarda Sgarbi, la figlia di Sgarbi, un tutore per papà. Lui dice mai, è solo esosa. Evelina in tribunale dice che Sgarbi non può seguire i suoi interessi. Il critico d'arte che sta curando la depressione dice: sarò presto ad Arpino, non mi dimetto da sindaco. I dubbi della Corte dei Conti, nuove tensioni sul ponte, chiesti chiarimenti sul via libera al progetto, ma Salvini dice nessuno stop, l'opposizione naturalmente ne approfitta per attaccare. Di spalla, caso Salis, Forza Italia contro Lega e Fratelli d'Italia, da loro falsità. La tutela della mia immunità parlamentare fondamentale, non per sottrarmi alla giustizia, ma per proteggermi dalla vendetta ungherese, da un processo ingiusto, da condizioni detentive disumane. Ilaria Salis, europarlamentare di EVS, parla all'indomani del voto in Commissione Affari Giuridici del Parlamento, che ha respinto la richiesta del governo ungherese di revocarle l'immunità. Il voto decisivo sarà quello della plenaria di Strasburgo il prossimo 7 ottobre. Salis è fiduciosa che, al di là delle differenze politiche
politiche tra gli eurodeputati in plenaria prevarrà il rispetto dello Stato di diritto, dei valori democratici propri dell'Europa. Intanto l'Ungheria continua ad attaccare, ma chiaramente quello che si pensa qua in Italia è che Lega e Fratelli d'Italia hanno puntato il dito per quel voto che l'ha protetta contro il PPE, di cui fa parte Forza Italia. I patrioti si sono spinti oltre ipotizzando un indegno baratto con l'immunità del capodelegazione di Forza Italia Martuscello nell'ambito del presunto scandalo Huawei, e qui naturalmente poi si litiga. Se vi interessa, c'è un trafilone oggi sul Corrierone che si occupa anche degli spari sul centro migranti, shock a Dallas, un morto e 2 feriti sotto i colpi di un cecchino che poi si è suicidato. Aveva scritto slogan anti-ICE sulle pallottole, ok? E il killer ha utilizzato un fucile dello stesso calibro di quello usato per sparare a Kerch, questo giovane che ha sparato su un edificio dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione per poi togliersi la vita. Sul proiettile aveva scritto anti-ICE. Il ritorno di Kimmel in TV, lo stop anti-americano e Trump minaccia l'ABC. È tornato lo show di Kimmel. L'attore Robert De Niro ha interpretato un finto presidente mafioso della Commissione federale per le comunicazioni, quello che ha imposto il blocco a Kimmel. Chiaro, uno show tutto da ridere, il comico commosso. Non volevo irridere Kirk, ma siamo tutti contenti che sia tornato. Ancora quotidiani, sono questa volta sul quotidiano Il Giornale. La frase è chiara: militari per salvare i pacifisti. Attaccata la flottiglia italiana, arriva in aiuto la Marina. Meloni, attivisti responsabili non aiutano Gaza. Gratuita, pericolosa, irresponsabile. Giorgia Meloni definisce così la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Parlando da New York, a poche ore dal suo intervento all'ONU, la Presidente del Consiglio non usa mezzi termini, non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza. In taglio alto sul Giornale, contorsioni democratiche, come quelle che sta facendo il nostro regista Simone Due, che si contorce, facciamo un po' di ginnastica, ma vi capisco, perché tirare su e giù i cursori, poi dopo un po' ti si addormenta il ditino. Augias rivaluta Mussolini. Augias rivaluta Mussolini, sono veramente contorsioni democratiche. Ha fatto tante cose buone, ma quante volte l'abbiamo detto, ma l'hanno detto tutti, cani e porci, che Mussolini ha fatto anche tante cose buone. Benito Mussolini ha fatto tante cose buone, però non ha messo l'anche, ha tante cose buone, anche se tutto quello si pagava con la rinuncia alle libertà. A parlare Corrado, anche il Covid, anche il Green Pass ha fatto tante cose buone. A parlare Corrado Augias, sicuramente da sempre vicino alla sinistra. Controcorrente di Stefano Zurro, recalcati Sferza e Propal, dimenticano gli ostaggi. È vero, non gli sta fottendo assolutamente nulla degli ostaggi israeliani. Più che una domanda è un urlo: perché Hamas non ha liberato e non libera gli ostaggi? Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, mette il dito nella piaga della sinistra radicale. Ne parla oggi il quotidiano Il Giornale, che di spalla c'ha l'articolo del direttore Alessandro Sallusti. Non c'è eroismo, ma solo furbizia. Come se non bastassero i problemi già sul tappeto, il governo è costretto a spendere tempo, soldi e energie per proteggere i pro-Hamas che con la loro flottiglia stanno veleggiando verso Gaza in cerca di visibilità e di gloria. Ovvio che Israele li aspetti non a braccia aperte e che stia provando a dissuaderli con mezzi non consoni ai trattati internazionali e al comune buonsenso. Entrare volontariamente in una zona di guerra è una stupida, inutile e pericolosa provocazione. Certo, una guerra è in sé un'atrocità che si pensava rimossa per sempre,
sempre dall'eventualità della vita e per questo ancora più inaccettabile, ma resta una guerra e in guerra, qualsiasi guerra, ahimè, lo insegna la storia, non valgono né il codice civile né quello penale, non gli accordi internazionali, i trattati stilati in tempo per pace e cercare di limitarne gli effetti nefasti valgono fino a un certo punto, spesso non valgono nulla. Brutto da dire, ma la guerra, è quella che i nostri nonni hanno vissuto, è quello che vediamo tutti i giorni in Ucraina e a Gaza, solo per rimanere agli scenari a noi più vicini. La guerra non è cosa per gite di Boy Scout, da assemblea scolastica, da poeti e sognatori. La guerra è morte, è distruzione di tutto ciò che si frappone tra te e la vittoria, l'annientamento del nemico con ogni mezzo. Infilarsi volontariamente in una guerra non è eroismo, anche per la dottrina cattolica il martirio cercato e provocato non porta alla santità, bensì al peccato grave. Farlo e pretendere che qualcuno che con quella guerra non c'entra ti dia protezione è doppiamente ipocrita, soprattutto se quel qualcuno, il governo italiano, sta facendo non da oggi più e meglio di te aiutare la popolazione di Gaza con ogni genere di aiuto umanitario, quello che tu millanti di volere e poter fare. Cosa dovrebbe fare l'Italia nel caso la flottiglia venisse davvero attaccata? Sparare agli aggressori? Dichiarare a sua volta guerra ad Israele innescando una spirale simile a quella che si vuole disinnescare? Follia pura, ma a loro, i flottanti, questo non interessa. A loro basta collegarsi in diretta con il talk di prima serata e sperare in un seggio offerto da qualche partito di sinistra. Ilaria Salis ha fatto scuola, successo, soldi e fama arrivano via Orbán e Netanyahu, tanto c'è sempre qualcuno che pagherà il conto della mia furbizia. Interessante è l'editoriale di Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma è tempo di riposo, signori. Andiamo a farci un tè, forse meglio una camomilla, e torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una breve tregua interessa il nostro paese, con tempo più asciutto e soleggiato. Nelle prossime ore locale instabilità solo sulle regioni settentrionali con precipitazioni deboli e irregolari, poco nuvoloso sul resto del paese. In giornata ancora qualche fenomeno al nord, specie al nord-ovest e sulla Toscana, asciutto altrove, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola, quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare
dovete focalizzarvi secondo me su Bronco Free, leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come si è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tu non mi hai dato quel che ti ho dato, a parlare mi manca il fiato. Sai che usare una penna mi sento obbligato. Viviamo in un mondo che è tutto sbagliato, un mondo dove uno come me non ha spazio, non è adatto, si sente in gabbia, un po' assuefatto dal resto, da solo te e nient'altro. Ti avrei portata a vedere Ansar, come fai a non volermi a fianco? Ma perché non scappiamo da qua? Non ho più voce, amore, non ho più voce. La forza che mi dà tuo bacio in fronte, amore, no, non ho più il cuore, ormai l'ho dato a te. E ancora non riesco a dare a questa vita un cazzo di piccolo senso. Ti ho perso voce. E venivi alle mie partite di calcio, mi davi la forza di avio in testa. Per alcuni sei considerata doppio, per me sei quello che mi resta. Mi bolli dentro come l'acqua ai 100, mi metti ansia se non ti do un tono. Ma adesso ti ho perso e non mi ritrovo, io mi sento come carne sotto vuoto. Ti avrei portata a vedere Ansar, come fai a non volermi accanto? Non volevamo scappare da qua. Non ho più voce, amore, non ho più voce. La forza che mi dà tuo bacio in fronte, amore, no, non ho più il cuore, ormai l'ho dato a te. E ancora non riesco a dare a questa vita un cazzo di piccolo senso. Ti ho perso voce. Non mi dire che sono difficile da capire, nessuno ci può fermare ormai. Se torniamo assieme io e te, ci siamo fatti inflazionare da tutte le altre emozioni che non volevano farci assaggiare. Cosa può volere dire amare? No, no, più voce, amore, no, no, più voce. La forza che mi dà tuo bacio in fronte, amore, no, non ho più il cuore, ormai l'ho dato a te. E ancora non riesco a dare a questa vita un cazzo di piccolo senso. Ti ho perso voce, ti ho perso voce, ti ho perso voce, ti ho perso voce.
Molto originale questo pezzo di un gruppo che si chiama Le Distanze. Ancora più originale il titolo, Testo 2. Arrivano dalla Liguria, una canzone sfogo con un ritmo scorrevole, sonorità classiche, chitarre acustiche, violini, pianoforte. Premio sezione trend di Sanremo Rock, secondo posto al Sanremo Live in the City. Hanno aperto il concerto degli U, ma tanta altra roba buona non li conoscevo, non li conoscevate. Ecco il gruppo Le Distanze con la canzone Testo 2. Sono artisti indipendenti e questa roba raramente la ascolterete su altre stazioni radio. Con il buongiorno, sono Sammy Varin, siamo in rassegna stampa, molto arrabbiati quest'oggi perché c'è flottia da tutte le parti e ci puzza di guerra in maniera pazzesca. L'idea di mandare una flottia a proteggere i pacifisti è mandare i militari una flottia a proteggere la flottia, veramente, e militari che proteggono i pacifisti, non lo so, mi sembra che ci sia un cortocircuito, ma ditemelo voi. Sto per leggere i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Se non fosse che ho notato l'impaginazione del sito elettronico del Corriere della Sera, all'interno non è uguale, però in taglio alto vi ho fatto sentire prima l'ex ministra, quella che voi amate tanto, la Fornero, che ha detto a Vannacci che è vomitevole, vergognati. Il suo intervento a Pontida è stato vomitevole, vergognati. Scendendo un po' più in basso, tra le altre notizie, scendo e c'è l'intervista a Fanny Tardioli, che è arrivata seconda a Miss Italia e che è stata insultata per la sua pelle. Ma che novità, ma ci sono i pirla da tutte le parti. Fanny insomma, non è che sia una brutta ragazza e non è che sia una nera bingo bongo come direbbe qualcuno, ma per favore, Vannacci, colpa di Vannacci che alimenta il razzismo, e lo stesso fanno i politici che tacciono, capito? Mandiamo una fregata anche a Fanny Tardioli, 24enne nata in Umbria, che riceve offese sui social ma mai nel suo paese. Si scherza, Fanny, ci mancherebbe altro, ma mi sembra un po' esagerata sta menata della colpa a Vannacci. Cioè, quando non c'era Vannacci era colpa di Borghezio, certamente. Dai, fammi leggere un po' di WhatsApp e vediamo cosa pensate voi di quanto vi sta leggendo Sammy Varin. 340 6709 659. Abbiamo un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Buongiorno. Allora, sono Mauro di Seo. Quella. Vorrei sapere come fa a essere un aumento l'occupazione quando la produzione industriale è spaventosamente calata. Ripeto, io sono di Iseo, provincia di Brescia, tra Brescia e Bergamo sul lago. Ho parecchia gente che conosco che lavora, la maggioranza lavora 3 giorni, per il resto in cassa integrazione. Tutti i settori, dalla gomma alla carpenteria, all'acciaio e alle lavorazioni varie. Quindi non riesco a capire questa cosa. Secondo, la povertà. La povertà non può fare altro che aumentare, visto che i nostri governi ci tagliano le materie prime a costo praticamente zero per acquistare quelle a costo 100, che poi si ripercuote sempre sulle nostre tasche di poveri cristi, lo sai anche tu benissimo, presumo, visto che hai famiglia anche tu. E questo cosa vuol dire? Vuol dire tra l'altro che le società energetiche in questo caso si fanno la cresta, perché devono spiegarmi poi come mai alla fine dell'anno hanno un surplus di guadagno di miliardi e miliardi e miliardi. Quindi vuol dire che ci fanno la cresta. E poi un'altra cosa che incide su noi cittadini. Non ho capito perché tutte le aziende, quelle che raccolgono i rifiuti, quelle dell'acqua, tutte queste cose, devono essere quotate in borsa, che quindi vuol dire che quelli che hanno le azioni vogliono che le azioni salgono per guadagnare. Ma questo si ripercuote sempre sulle nostre tasche, che dobbiamo pagare sempre di più un sacco di aziende che non servono a niente, quando basterebbe fare un'azienda per tutto lo Stato, con qualcuno che controlla che la spesa non sia superiore agli investimenti che vengono fatti, non per far guadagnare gli altri, che poi diventano sempre più ricchi.
chiudo qui perché se no la faccio troppo lunga. Ciao, grazie. No, sei stato bravissimo, hai messo sul tavolo tante verità e che poi voi ascoltatori e altri ascoltatori potete commentare a 340 6709 659 o tra pochissimo dopo le 9, quando effettivamente andremo con le telefonate. WhatsApp, Lorenzo da Como, Flotia, polvere urticante sui passeggeri, ma su di loro non ha effetto, è gente abituata a grattarsi, non fare lo spirito, guarda beh. Buongiorno, ma sulla Flotia non potevano imbarcarsi anche quelli di AVS e la Salis? Così magari ci faceva un regalo non tornando più. Ci mancherebbe, torneranno, con la nostra fregata, li carichiamo tutti a bordo della fregata. Se qualche barchino degli sfigati Propal facesse naufragio, la fregata potrebbe recuperare i naufraghi e portarli nei CPR in Albania. Scherza Marco da Milano, siete spiritosi ragazzi, ma che palle sta gente che si butta nei casini e poi dobbiamo mandare i militari a salvarli, lasciateli lì. Sì, è già successa sta cosa, abbiamo votato un governo di senza palle che fanno governare sotto banco ancora sempre le merde radical chic. E qualche dubbio viene a volte, vero? Facciamo quello che vogliono loro? Beh, almeno questa volta sì. Buongiorno Sammy, ha stato la Meloni, sarà sempre colpa della Meloni, qualsiasi cosa succeda a Gaza, in Ucraina, la sinistra sta esagerando. Vi siete chiesti voi giornalisti come mai si è manifestato solo in Italia il grido di Free Palestine? Gli altri stati se ne fregano, hanno solo detto di riconoscere la Palestina, però nessuno ha manifestato come in Italia. Salvatore dalla Germania ci mette questa cosa sul tavolo. Il 27 settembre inizia la Spezia SEA Future, presentazione del progresso tecnologico militare e civile. Le associazioni laiche cattoliche e protestanti si stanno preparando alla contestazione, però chiedono più armi per l'Ucraina e la distruzione di Israele, praticamente la terza guerra mondiale. Non chiamiamo pacifisti i balordi della Flotia e bugiardi come qualsiasi sinistroide piantagrane in mare e per terra. Se c'entra Zuppi siamo nella M. La Fornero usa quell'aggettivo carino per Bannacci perché è ciò che vede ogni volta che si guarda allo specchio. No, prendiamo le distanze. Ezio da Pandino, io invece sono d'accordo con la decisione di inviare la fregata. Serve ad evitare questi autoattentati propagandistici senza testimoni terzi. Interessante. Mi fermo, ma dopo proseguo. Vi metto un po' d'allegria con Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale e il suo consesso. Il tema è troppo delicato per permettersi facili ironie, quindi saremo seri, anche se abbiamo fatto fatica a rimanerlo quando abbiamo letto la proposta di una senatrice del PD che sull'onda del caso Grillo ha chiesto una nuova legge antistupro, in base alla quale la donna, prima del rapporto sessuale, deve manifestare un consenso consapevole, esplicito e continuato. Ne abbiamo parlato proprio ieri in rassegna stampa, signori, è stato l'argomento del giorno per me. Noi siamo d'accordo, nulla deve essere tutelato più dell'effettiva volontà della donna, solo facciamo notare che esistono già leggi che puniscono come violenza l'atto sessuale senza consenso e seppure conosciamo la tendenza a legiferare su ogni cosa del popolo italico che nasce con lo ius romanum e sopravvive da secoli con codici, cavilli, azzeccagarbugli, ci chiediamo se sia necessario normare la sfera affettivo-sessuale con di fatto un ulteriore contratto preliminare. Pensate agli approcci. Ciao, sei meravigliosa. Grazie, che gentile. Ti va di uscire a bere una cosa? Sì, certo. E magari poi andiamo a cena? Che bello, sì. Allora senti, se mi firmi sti 2 fogli, passo da te alle 8. Domande serie. Visto che quella dei moduli è una boutade, come si certifica il consenso? E quel continuativo da parte di lei, come lo si deve intendere? Non basta più sì, ancora così. Si scherza naturalmente. Non c'è nessuno che ha più paura del sesso delle nuove femministe, le cui madri, ironia dei corsi e ricorsi storici, furono coloro che liberarono le donne da tanti tabù.
come quello che prevedeva il sesso solo nel matrimonio, cioè dopo aver firmato un contratto. Vai Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale. All'interno prove di rivolta sociale, dall'aula allo sciopero senza preavviso. Avete sentito? La sinistra ieri ha occupato i banchi del governo, ha bloccato i lavori della Camera dei Deputati. L'Unione Sindacale di Base USB annuncia: siamo pronti a fermare il paese per la flotilla. E il vice premier Salvini sono irresponsabili, non lo permetteremo. Collettivi mobilitati in massa nei licei italiani. Ragazzi, stanno facendo un casino della miseria. Pensate che durante lo sciopero nelle Marche, ci scrive Felice Manti, l'anestesista ai Propal salta l'asportazione di un tumore. Il racconto di una malata oncologica e adesso ho paura che il cancro ritorni. Vergogna, vergogna, vergogna. Zelensky che è tornato a fare la star, l'avviso di Zelensky all'ONU: Putin estenderà la guerra. Il leader ucraino alle Nazioni Unite ha detto: diritto internazionale al collasso, non restate in silenzio mentre lo zar continua a trascinare il conflitto. Insomma, ci tiran di qua, ci tiran di là. Che stiamo a fa? Punto di domanda. Bene, a pagina 13 ci mancava anche l'ultima follia di ChatGPT. Adesso può denunciarti. Ghiglia, garante della privacy, i nostri dati vengono letti e analizzati. Da ogni frase può nascere un fascicolo. Interessante l'intervista che Filippo Facci ha fatto a ChatGPT. Le tue parole restano qui in chat, non ti segnalo, lo fa la piattaforma. L'intelligenza artificiale ha dichiarato: davanti a minacce credibili, OpenAI può rivolgersi alle autorità. Se vi interessa, c'è un bel paginone con Filippo Facci che conversa con l'intelligenza artificiale, oggi a pagina 13. Sto per fermarmi, certo, sono quasi pronto a fermarmi perché tra poco arriva il Qui Parlamento, il tempo di concludere con il quotidiano Il Giornale che a pagina 15 segnala: spari e vittime al centro migranti, sulle pallottole i messaggi del killer, il paese e l'allarme violenza, attacco all'agenzia ICE, 2 morti, poi l'attentatore di 29 anni si uccide e il ritorno di Jimmy Kimmel che torna in TV, lacrime perché accuse, Trump vuole cancellarmi, è tornato lo show e il caso dell'attivista ucciso, il popolare conduttore in diretta dopo lo stop e Donald che dice assurdo riassumerlo. Vediamo se abbiamo chiuso con il quotidiano Il Giornale. Sì, allora ci fermiamo anche con la nostra rassegna stampa. C'è il Qui Parlamento con il senatore Roberto Marti. Subito dopo arriverà una canzone. Già, una canzone? Una volta alla settimana ve li mando. Sì, i cristiani. Una Christian Music con Marco Tanduo che ci canterà Quando tu sei qui. Marco Tanduo dal 2000 fa musica cristiana e in questo pezzo racconta come può capitare a tutti di vivere un momento di profonda difficoltà in cui l'anima si rivolge a Gesù con una profonda invocazione d'aiuto. Subito dopo il Qui Parlamento arriva Marco Tanduo. Qui Parlamento. Prego. Sì, grazie Presidente, colleghi senatori, ringrazio e saluto il sottosegretario Lucia Borgonzoni che ci ha seguito in questi mesi da vicino per conto del governo e chiaramente il ministro Giuli e i 2 relatori che hanno tanto lavorato a questo provvedimento. Approda oggi in quest'Aula un disegno di legge fortemente voluto dalla Lega e da tutti quanti noi, che segna un momento epocale di questo Paese. Oggi scegliamo di delegare il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio per contemperare esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica. Colleghi, io sono orgoglioso, a differenza di quello che tanti colleghi dell'opposizione che hanno la mia stima e lo sanno quanto ho lavorato per tentare di contemperare tutte le esigenze di ascolto
ma sono orgoglioso di essere stato il primo firmatario di questo provvedimento, che è stato accuratamente esaminato da tutti quanti noi, congiuntamente sia dalla 7ª Commissione, che mi onoro di presiedere, ma anche dalla 8ª Commissione, che è presieduta dal collega ed amico Fazzone, che insieme a noi ha lavorato tanto su tutta questa materia. Abbiamo svolto un fitto ciclo di audizioni di esperti della materia, rappresentanti di associazioni, enti operanti nel settore, che hanno portato i relatori, sia Tubetti che Paganella, a far tesoro delle preziose indicazioni emerse ed elaborare quindi un nuovo testo, espressione di questa maggioranza, dell'intera maggioranza. Sono orgoglioso, senatore Verducci sa quanto io la stimi, e non ho paura delle persone in piazza che possono scendere. C'è una visione del paese che può avere altrettante persone in piazza che aspettavano questo provvedimento e aspettano questo provvedimento da anni, perché ci sono amministrazioni comunali, imprenditori, privati cittadini che hanno beni immobilizzati, e questo non significa non avere rispetto e tutela del nostro patrimonio, perché questa maggioranza, il partito della Lega, ha premura ad avere rispetto del nostro patrimonio, perché noi siamo custodi del nostro patrimonio. Siamo custodi del mare, di tutto ciò che ci circonda, del patrimonio culturale e archeologico, ma questo non significa non dover valutare e guardare quello che sta accadendo in Italia, quello che le imprese, i privati cittadini e le amministrazioni comunali hanno ferme senza dei motivi specifici. Ci voleva questo riordino. Ho cercato di sentire tutti voi di opposizione, ho sentito parlare tutti voi di un abuso dell'articolo 9 della Costituzione, ma lasciatemelo dire, non c'è nulla di più falso di questo, e lo dobbiamo dire in quest'Aula, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose per come stanno. La semplificazione normativa non limita l'articolo 9 della Costituzione, perché la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio che l'articolo 9 promuove sono principi fondamentali che la Costituzione riconosce come valore essenziale, ben al di sopra della mera semplificazione burocratica e normativa. La riforma che votiamo oggi, colleghi, contribuisce a rafforzare questi principi, rendendoli più espliciti, e non c'è alcuna disposizione che permetta una semplificazione a loro discapito. Non si tratta neppure di un capriccio del partito che rappresento, la Lega, come qualcuno ha paventato, bensì di una riforma che si inserisce appieno nel solco dell'azione dell'intero governo. I decreti attuativi, sottosegretario Burgonzoli, che saranno emanati entro 12 mesi, e questa è la premura a cui lei deve vigilare insieme al ministro Giuli, per garantire chiarezza e velocità, il codice dei beni culturali sarà così armonizzato con la legge sul procedimento amministrativo e con il testo unico dell'edilizia. L'obiettivo è l'applicazione sistematica del silenzio assenso anche nelle procedure paesaggistiche, per evitare interpretazioni soggettive e anche ricorsi. Questa, cari colleghi, è stata una richiesta unanime di tutti gli uomini, le donne, le imprese che orbitano nel settore dell'edilizia e della conservazione e della tutela del patrimonio, perché si tratta semplicemente di una misura doverosa e di buonsenso che i nostri concittadini attendono da troppi anni. Gli interventi di lieve entità non saranno sottoposti al parere della sovrintendenza e contempereranno esclusivamente dagli enti locali territoriali laddove siano compatibili con il piano paesaggistico regionale. Su questo non abbiamo trascurato di affidare al governo la delega a prevedere ulteriori forme di coordinamento per assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici. Tutto il paese deve essere messo in condizione di svilupparsi efficientemente. Non siamo noi che vogliamo regioni di serie A e regioni di serie B. Assicuriamo uniformità nella gestione delle pratiche e delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, avocando la competenza direttamente alla direzione generale del MIC.
Ancora, finalmente non dovremmo attendere i decreti d'urgenza per ottenere deroghe e gestire situazioni emergenziali, ma saranno definite procedure semplificate per tutti gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico. E sapete quanto è importante per le nostre comunità, per le nostre amministrazioni comunali, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali. Non intaseremo gli uffici delle sovrintendenze per rinnovare le autorizzazioni per eventi stagionali o per quelli ripetitivi, perché finalmente ci sarà il rinnovo automatico laddove si rispettino tutte le regole ed è superfluo infatti vessare i cittadini, gli imprenditori e le pubbliche amministrazioni. Il nostro scopo è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. Abbiamo inteso rappresentare le esigenze degli enti locali e del tessuto produttivo per favorire la crescita di questo Paese. È nostra visione di uno Stato moderno, efficiente, capace di coniugare la tutela del territorio e della nostra storia con lo sviluppo. Annunciando così il voto favorevole del gruppo Lega, auspico un'approvazione rapida del provvedimento affinché il Governo proceda il prima possibile a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, evitando ulteriori lungaggini burocratiche e mettendo fine alle troppe incertezze interpretative che bloccano opere essenziali allo sviluppo economico e territoriale di questa nazione. Grazie a tutti. Grazie. Qui Parlamento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Oggi vengo a te, Gesù, c'è qualcosa che non va, non riesco a stare nella pace che tu dai, ci sono troppe cose che mi disturbano, ti prego non lasciarmi cadere ancora giù, ti prego aiutami. Ho bisogno di te, Gesù, quando tu sei qui, tutto è più facile, nessun timore, ma voglia d'amare e dare ancora di più, con quella forza che puoi dare solo tu, che ti mette le ali anche quando la vita non ti sorride più. Ti lodo e ti ringrazio, ma quanto amore dai, è bastato solo un attimo e già sento che ci sei. Donami il tuo spirito perché possa vivere nel tuo grande amore che il mondo non mi dà. Ti benedico, ti ringrazio, Gesù, quando tu sei qui tutto è più facile, nessun timore, ma voglia d'amare e dare ancora di più, con quella forza che puoi dare solo tu, che ti mette le ali anche quando la vita non ti sorride più. Ecco sono qui, mostrami la via che porta a te, per sempre a te,
Gesù, quando tu sei qui, tutto è più facile, nessun timore, ma voglia d'amare e dare ancora di più, con quella forza che puoi dare solo tu, che ti mette le ali anche quando la vita non ti sorride più. Quando tu sei qui, tutto è più facile, nessun timore, ma voglia d'amare e dare ancora di più, con quella forza che puoi dare solo tu, che ti mette le ali anche quando la vita non ti sorride più. L'ho promesso a voi cristiani, l'ho promesso anche a voi musulmani, certamente, che avrei trasmesso ogni settimana un artista che fa Christian music, musica cristiana. Lui è Marco Tanduo, che abbiamo intervistato più volte su queste frequenze, una produzione molto bella, molto importante, che ci richiama alla fede anche in questo pezzo intitolato Quando tu sei qui, che parla proprio di una fede che a volte vacilla, e ce ne parla in modo più particolare in un minuto e qualcosa il nostro Marco Tanduo. Sentitelo. Quando tu sei qui è una canzone che nasce dal vivere quotidiano, in particolare da quando si perde la grazia del Signore. Ecco, per quanto mi riguarda, ecco, io è da tanto tempo che cerco di seguire il percorso di fede cristiano cattolico. C'è stato un periodo in cui veramente mi sono allontanato e ho cercato la felicità in posti sbagliati, trovando invece della felicità tante cose che mi hanno portato alla tristezza e anche molto di più. Ecco, l'incontro col Signore per me è stato veramente un motivo di rinascita, un rinascere per dare anche un senso nuovo alla vita e ritrovare proprio la serenità, quella pace che solo il Signore riesce a darmi. Ecco, a volte capita che le cose mondane, quelle tentazioni, quindi le paure, le preoccupazioni, ecco, viviamo in un mondo dove siamo continuamente tentati dalla paura. Adesso c'è la paura della guerra, la paura del Covid che ritorni, tante cose, insomma, ecco, la grazia del Signore ci fa proprio da schermo tutte queste cose, e quindi riesco a rimanere nella pace, ecco, nonostante fuori ci sia la tempesta, tra virgolette. Ecco, quando tu sei qui, nasce da questi momenti in cui senti che ti sei un po' disconnesso e c'è bisogno di ricollegarsi proprio al Signore, e quindi è una preghiera che diventa essenziale per chiedere di nuovo la grazia e piano piano, se riusciamo a pazientare e immergersi in quel fiume della preghiera, dei sacramenti, ecco, la grazia, la pace ritorna sempre. Ecco, questo è un po' il significato della canzone. Ecco, colgo l'occasione per salutare tutti di Radio Libertà e salutare tutti gli ascoltatori. Un grazie, un ciao, un abbraccio a tutti. A presto, ciao. Ma sono io che ringrazio Marco Tanduo. Cercatelo su YouTube, in volo verso la Sicilia, dove terrà un concerto nelle prossime ore, Christian Music. E forse ha detto bene Marco, dobbiamo ricollegarci al Signore, riconnetterci al Signore per capire meglio. Il buongiorno da Sammy Varin. Sì, preghiamo, ragazzi. Tu dici cos'è Radio Maria? Non scherziamo, però io vi porto verso quella che è la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra fede. Poi decidete voi chi ha ragione. Io vi metto il dubbio, d'accordo? Vi instillo il dubbio e tra poco lo sentirò anche con le vostre voci, il dubbio. Avete problemi, dubbi, incertezze? Fotte un cazzo, si diceva militare. No, a me interessa perché sono una radio e quindi io faccio
faccio da altoparlante a ciò che pensate. Tra poco apriamo le linee, ma regalatemi ancora qualche minuto perché non posso vivere senza il quotidiano La Repubblica, che titola oggi Meloni attacca la flotilla. Ragazzi, non gli israeliani, non i droni cattivi, non le polveri urticanti o i petardi boom boom, è Meloni che attacca la flotilla. Ditemi se c'ho ragione o no. Oggi è il primo giorno in vita mia che mi sarei rifiutato di fare la rassegna stampa. Ho offerto dei soldi ai registi per farla loro, ma non gli sono bastati. All'interno, Dallas, killer nel centro per migranti, pagina 15 di Repubblica. Un cecchino colpisce una sede ICE, uccide un uomo e si toglie la vita, braccio di ferro politico sul movente. Kimmel che torna sugli schermi, applaudi la vedova di Kirk, la Casa Bianca minaccia ABC, giro pagina e un paginone sul ponte, o meglio, sullo stop della Corte dei Conti. Ma lasciali controllare, scusa. Rilievi sui costi e sui vincoli ambientali, il governo ha 20 giorni per rispondere, slittano i cantieri, lo scrive naturalmente Repubblica, pagina 16, ma basta dargli la risposta, i cantieri partiranno tranquillamente. Antonio Fraschilla, un paginone esagerato, ricordando che il CIPES ha approvato la delibera che autorizza lo Stato a coprire i costi del ponte, 13,5 miliardi, ma prima della pubblicazione in Gazzetta la delibera deve avere il via libera della Corte dei Conti, e giustamente la Corte dei Conti la paghiamo magari per guardare, per far qualcosa, per fare. Femminicidio tra i vigneti, confessa l'amico imprenditore, le ho sparato e l'ho nascosta. Le dissi andiamo via che domani si lavora, ma lei era agitata e volle restare fuori. Questa è la collega della vittima. La sera in cui sparì rimasi con lei al bar fino alle 2, anche 2 giorni prima non era tornata a dormire. Fatto sta, si gira di nuovo pagina, il rampollo della dinastia sarda che girava con la pistola in tasca, famosissimo in Sardegna, e non soltanto. Le sue bottiglie costavano 1.800 euro, lui si vantava di avere prodotto questo vino da 1.800 euro a bottiglia. Ci vantiamo un po' meno di quello che succede nelle carceri, e naturalmente con tanta pena per la terribile vita che fanno, però è strano questa cosa dei profilattici per i detenuti. Il DAP dice è pericoloso, pagina 22, e la prima cosa che ho pensato, ho detto ma forse saranno insieme maschi e femmine, no, è pericoloso, dice il DAP, profilattici per i detenuti. Il carcere di Pavia ha comprato 720 preservativi per fini terapeutici, dicono loro. I sindacati dicono ora le bambole gonfiabili, Antigone invece decisione giusta. Quindi polemiche sull'ordine di servizio firmato dalla direttrice del carcere di Pavia per la distribuzione di profilattici ai detenuti. Per il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria i condom potrebbero essere impiegati per occultare sostanze stupefacenti. Chiaramente pensiamo anche a altri tipi di utilizzo. Vado avanti, certo, la grazia del Presidente della Repubblica, uccise il padre violento, graziato, Mattarella firma 4 decreti. Gli atti di clemenza nei confronti di 2 uomini condannati per omicidio e 2 donne per estorsione, favorevole guardasigilli, ricordiamoli questi uomini, questi ragazzi, molti hanno ottenuto la grazia ma non completa. Meloni ora chiede soldi alle banche, ma non è punitivo. Il governo alla ricerca di risorse fresche per la manovra. Giorgetti, i datori di lavoro aumentino i salari. Chiaro che chiedere soldi alle banche, plus, surplus, tutte quelle cose lì, dico, ma non dovrebbe essere contenta la sinistra? Non sono mai contenti se è la destra che fa qualche cosa. Vado, corro perché tra poco apriamo anche le linee allo 0292947222. Giustamente voglio sentirvi. Un giro, certo, ve lo facciamo, ma velocissimo, sul quotidiano La Stampa. Flotilla, piano Meloni-Chiesa, ricordiamola anche questa cosa, la trattativa per consegnare gli aiuti a Cipro o non soltanto,
uccisa e sepolta dal re del vino, in centropagina sul quotidiano La Stampa. Poi naturalmente Meloni contro gli attivisti, sono degli irresponsabili, e il Blitz riaccende le piazze, quindi doveva stare zitta, e abbiamo visto che si riproclamano di nuovo scioperi a sorpresa. Ma la Premier e il Vaticano trattano sugli aiuti a Gaza, consegnateli a Cipro. Ricostruzione della striscia, Meloni sposa il piano Blair, ci siamo parlati, ma c'è questo retroscena, pagina 5, con un accordo che magari potrebbe portare davvero questo carico a chi ne ha bisogno. A pagina 10 della Stampa ce ne siamo accorti, il rilancio di Zelensky, il leader ucraino all'ONU, diritto internazionale morto, Putin pericolo per tutti, bilaterale teso tra Rubio e Lavrov. Peskov dice non siamo noi a volere la guerra, paginone sul quotidiano La Stampa. E poi vi porto nella pagina riservata alle Marche il voto sul filo tra astensionismo e investimenti post-sisma. Il governo deve trovare ancora 1,2 miliardi per rimborsi ai terremotati e il PD con l'ombra della sconfitta. Ma pesa di più il risultato delle nostre 3 regioni. Tra i Dem c'è pessimismo su Ricci. Si punta su Toscana, Campania e Puglia, ma pare che nelle Marche si possa perdere, ed effettivamente lo ha detto anche lo stesso Ricci, che ci ha fatto un po' pena. C'è Acquaroli a pagina 15 della Stampa, non mi nascondo dietro Meloni e dal governo nessuna mancia. Una sorpresa, Letizia Moratti voterà per revocare l'immunità alla Salis, la richiesta dell'Ungheria è più che legittima. L'europarlamentare di Forza Italia dichiara bisogna tenere distinto il piano della giustizia da quello della politica. È una notizia, che Forza Italia vota per l'immunità, per revocare, l'immunità alla Salis. È una notizia. Letizia Moratti, paginone a pagina 16 del quotidiano La Stampa. Economia, Giorgetti ai privati, aumentate i salari, banche, basta sacrifici, dicono le banche. E poi vi dicevo questo paginone su San Francesco, sì, a pagina 30 della Stampa, Francesco santo dell'italianità. Aldo Cazzullo racconta il patrono del nostro paese e la storia del francescanesimo. Ha dato per primo l'impulso che ha fatto di noi una superpotenza culturale. San Francesco piace davvero tanto, è il patrono d'Italia e guarda caso dall'anno prossimo e si ricomincia a fare festa quel giorno, fare festa tra parentesi, non si lavora, chiusa parentesi, quel giorno, e subito dicono che San Francesco sia diventato di destra, ma guarda un po', San Francesco di destra, e io ci credo. La Verità, Landini e il PD sfruttano Gaza per regolare i conti a sinistra, titolo principale. Ricci che frigna, giro per le TV, ma temo che non basti per battere Acquaroli, cioè sta dicendo che perde, capito? L'immunità va bene solo per i compagni, Salis sì, Berlusconi, Salvini, Santanchè no, le contraddizioni di AVS che ora strepita per un atto parlamentare a tutela del ministro del turismo, e scoppia il caso Ungheria. Se è una dittatura, che ci fa nell'Unione Europea e nella NATO? Punto di domanda. All'interno del quotidiano La Verità. Crisi aziendali? Landini pensa alle Palestine. Sindacati europei vicini ai profughi, però senza snobbare i propri iscritti. Il Pride crocifigge ancora Cristo, marcia blasfema sulla Via Frocis. Lo sto leggendo lentamente perché cosa sta per accadere? Pagina 12 della Verità, questo sabato, dopodomani ad Arcore, la sfilata in risposta al cardinale Müller, secondo cui il matrimonio è tra uomo e donna. Gli organizzatori dicono siamo sotto attacco, la maternità surrogata
rischia di diventare un reato universale. Davide Perego sarà anche di sana e robusta costituzione, ma gli organizzatori dell'allegra sfilata arcobaleno che va sotto il nome di Brianza Pride, che si terrà sabato pomeriggio ad Arcore, la carta non pare l'abbiano letta poi tanto bene, perché i padri costituenti all'articolo 19 scrissero che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Dove finisce l'arcobaleno, invece, fanno spallucce se le loro iniziative dileggiano la religione cristiana, trasformando la via crucis quaresimale nella via Frocis. E qua mi fermo, ragazzi, ma pagina 12 del quotidiano La Verità, un bel paginone per pubblicizzare il Pride di sabato pomeriggio ad Arcore lungo la via Frocis. Riparte la psicosi nelle mascherine, la psicosi delle mascherine, tornino obbligatorie nelle RSA. Surreale sfogo della figlia di Affleck all'ONU sull'urgenza di usare i bavagli. Dobbiamo proteggere i bimbi. Palla presa al balzo in Italia. Andreotti del Simit. Protezioni da imporre nei reparti a rischio e negli ospizi. Ne parla con un paginone solo il quotidiano La Verità, a pagina 15. Vedete che segnalazioni belle toste che vi ho sparato anche quest'oggi. Anche qui, pagina 21, regalati ai detenuti 720 profilattici, offre il carcere. Polemiche a Pavia. La direttrice Mussio parla di scopi terapeutici, però viene sconfessata dal DAP e dai sindacati di polizia. Beneducci dell'OSAP, l'idea facilita stupri e usi impropri, come occultare droga. Gli agenti non sono guardoni. Come vedete, sono assolutamente distaccato da questa cosa. Pensatela come volete e magari scrivetemi il vostro pensiero al 340 6709 659. Ma io in questo momento apro anche le linee. Chi ci segue in diretta alle 9:19 può chiamare. Chiamatemi 029294 7222 per entrare in onda con Sammy Varin e chiaramente dire il vostro pensiero. La denuncia della Flotia, ci hanno attaccato con la musica degli ABBA, pagina 2 del quotidiano Libero. Il governo invia una fregata per scortare la Flotia, ci tocca salvare i croceristi. Siamo a pagina 4 di Libero. L'opposizione che scambia l'aula per un centro sociale e il sindacato che vuole bloccare ancora l'Italia. La sigla che supera la CGIL a sinistra, l'USB, punta su antagonisti, immigrati, abusivi, pronti a occupare 100 piazze al grido di liberate gli arrestati. Sempre sul quotidiano Libero, la Salis fa la martire, ma è già la caccia dei voti del PPE, nuovo attacco all'Ungheria e poi fantastico Augias che spiazza i compagni, il Duce ha fatto cose buone. Dialogando con Floris sulla 7, lo scrittore in TV ricorda le conquiste economiche e sociali del fascismo, il conduttore sorpreso prova a minimizzare. 0292947222, chi vuole parlare con Sammy Varini in questo momento si può prenotare anche sul Libero. Primo intoppo per il ponte, la Corte chiede chiarimenti, ma soprattutto a pagina 9 lo sfogo di Ricci con i suoi, vado in TV ma non serve, domenica e lunedì il voto nelle Marche, il candidato governatore del centro-sinistra ammette in chat le difficoltà nel recuperare su Acquaroli e parla più di Gaza che dei problemi sociali delle Marche. A noi piace di più questo, l'impegno continua, Zaia in campo e sui manifesti, le gigantografie del Doge in tutto il Veneto e chiaramente siamo pronti a fare il tifo per Luca Zaia, qualunque e dovunque. Preservativi distribuiti ai detenuti, polemiche sul sesso in carcere, l'iniziativa a Pavia, io continuo sempre a pensare, ma sono detenuti maschi e femmina o sono solo... non pensare a queste cose. Stellantis ferma la produzione
produzione in 6 stabilimenti europei. Siamo sul quotidiano Libero a pagina 22. Le vendite non ripartono e il gruppo guidato da Elkann congela le linee di montaggio. Confermata la solidarietà a Pomigliano, dove si blocca l'assemblaggio di Panda e Tonale. Dai, apriamo linee 0292947222, vediamo chi parla. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Siamo vesti veramente da cani. Allora, cosa vogliamo fare quando la flottiglia varcherà le acque territoriali israeliane? Perché la fregata può soccorrere in acque internazionali, ma quando questi pazzi, oppure come qualcuno ha detto, questi disposti a tutto pur diventare parlamentari europei o parlamentari nazionali, entreranno nelle acque territoriali israeliane, questi verranno presi e arrestati. E la nostra fregata cosa farà? Vogliono portarci a tutti i costi in guerra. Non se ne parla nei giornali, però ieri la von der Leyen pare che abbia detto che dobbiamo prepararci ad abbattere i jet russi che varcheranno i confini dell'Unione Europea. Ma questo vorrebbe dire automaticamente far scoppiare un guerrone. Io l'ho detto ancora qualche settimana fa o anche qualche mese fa. Si vogliono portare in guerra a tutti i costi per salvare le loro seggioline, e questo è il problema. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Voi cosa ne pensate? 0292947222. Vi segnalo per ultimo a pagina 25, sempre del quotidiano Libero, nella posta prioritaria, le domande su Hamas che la sinistra non si pone, che sono più o meno anche quelle che state facendo a me. Prendiamo la chiamata intanto. Pronto? Sono Albino dalla provincia di Torino. Buongiorno. Ciao. Ciao Sammy. Ma stamattina volevo andare a Torino, io vado in palestra al mattino e arrivo tutto bloccato. Ho detto, Madonna, non mi dire che sono quei 4 smandrappati maledetti che cominciano a bloccare le autostrade. No, non dico per fortuna, per disgrazia c'è stato un'autocisterna che proprio dove c'è la confluenza delle autostrade ha avuto un incidente, carburante dappertutto, tutto deviato. Me ne sono tornato a casa, via, dai, va bene così. No, per quanto riguarda, non so se l'hanno già detto, io sono stato in marina, lo sanno perché tanto il mio nonna mi chiama maresciallo, quindi a parte quello. Il discorso di aver messo una nave della Marina Militare Italiana, io dico al servizio, sarà sbagliato, di questa specie di 4 morti di fame che vanno solamente a rompere le scatole in giro sulle loro barchette. È giusto che ad un certo punto lo vediamo nel lavoro che stanno facendo le navi italiane, non solo, nelle zone dove ci sono i pirati, quindi a largo della Somalia, eccetera. È giusto difendere i propri paesi, le navi dei propri paesi in navigazione. Allora, finché sono al di fuori delle acque territoriali israeliane, non c'è nessunissimo problema, va benissimo, in acque internazionali può girare e passare chiunque. Nel momento stesso in cui quelle 4 barche entrano nelle acque territoriali israeliane, la Marina italiana non può entrare nella maniera più assoluta e totale, perché a quel punto diventa guerra. Perché magari gli altri si rivolteranno. Noi comunque non dimentichiamoci mai che siamo il paese che una certa Carola Rackete, su una barcaccia anche lei, riuscì addirittura a speronare una motovedetta della Guardia di Finanza entrando brutalmente in porto, malgrado ci fosse stato a lei proibito. Quindi questo qua è solamente il discorso della valenza di determinati paesi di fronte a determinate situazioni. Non penso che i comandanti, la Marina sia così stupida di entrare in acque territoriali senza autorizzazioni. Grazie caro, ti taglio perché siamo di corsa, ma hai detto quello che sta dicendo il quotidiano Il Tempo nell'apertura in prima pagina, flopia, e all'interno le navi per Gaza sotto attacco, l'ira delle opposizioni, Meloni, la sinistra vuole la guerra contro Israele, un paginone multiplo sul quotidiano Il Tempo, che poi all'interno scrive in aiuto alla flotilla una fregata che ci costa 250.000 euro al giorno, le grida a bordo e fuori, Tel Aviv ci attacca, ma il Dem Scotto che è sulla nave smentisce. E poi, tanto per portarvi da un'altra parte, la verità sulla gestione Covid, mascherine contraffatte e pagate 3 volte di più
il governo sapeva. La denuncia di Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione, nel mirino l'acquisto disposto nel 2020 con Conte e Speranza. Pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, buongiorno. Allora Marco, no, non ti preoccupare, non ci vogliono portare in guerra. L'ha detto prima il cantante Cristiano. Noi ci vediamo circondati da paure, ci fomentano ogni giorno le paure. Prima c'era la paura di quella specie di pandemia che poi non era una pandemia, adesso è saltato fuori tutto, poi c'è la guerra, poi c'è lo spread, poi c'è... Non dobbiamo cascarci, noi non dobbiamo assolutamente credere a tutta la propaganda e le fandonie che queste... chi ci governa, cioè da oriente, da est e da ovest, queste cose non le permetteranno. Non permetteranno né guerre né niente. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare a testa alta, combattere per i nostri diritti, dire di no. Ho sentito un'altra minchiata prima sul giornale sulla Verità che vogliono reinserire le mascherine che fanno male perché respiriamo la nostra merda, sono urticanti, ci creano allergie, sono controproducenti. Dobbiamo dire di no. Se lo dice una persona non serve, dobbiamo essere milioni a dirlo, milioni a dire di no. Non ti preoccupare Marco, la guerra non ci sarà, come non ci saranno tutte queste catastrofi che loro vogliono alimentare giorno per giorno solo per farci paura, perché con la paura si governa meglio. Grazie cara, grazie, hai detto bene, con la paura si governa meglio e guarda quanti fronti di paura che ci sono in questo momento, ma noi sdrammatizziamo e diciamo avanti e magari ci facciamo anche la battuta, mostra la prima pagina del quotidiano Il Tempo, Simone, flopia, e si vede la Greta Thunberg in buona compagnia su un barchino e che va verso Israele, che immagino la mangerà. Gnam! Un'ultima chiamata, pronto? Sì, pronto, mi sente? Prego. Sì, buongiorno Gino. Nulla, prima di tutto i complimenti alla Meloni per il discorso all'ONU, anche se l'ha fatto in ora tarda e poche persone, ma è stata molto applaudita. Mi è piaciuto il suo intervento contro la Russia che ha disatteso qualsiasi diritto internazionale e soprattutto è andata anche contro l'ONU. E mi è piaciuto anche l'intervento su Israele, che è quello che sta facendo è un po' eccessivo. Anche questo mi è sembrato più che giusto. Veramente una statista, una donna veramente all'altezza. Ecco, le faccio i complimenti e gli dedico questa piccola scoperta che ho fatto io ieri storica. Non sapevo che Goffredo Mameli, non lo sapevo, ha avuto una relazione con la Bella Gigogin. La Bella Gigogin è una canzone bersaglieresca che si cantava nelle 5 giornate di Milano, nelle guerre di indipendenza, e questa ragazza ha avuto una relazione con Goffredo Mameli, erano innamorati, lei si chiamava Teresina, erano innamorati e addirittura l'ha salvato dall'arresto dagli austriaci. Grazie, questa ci mancava. Dopo i profilattici ai carcerati è arrivato veramente il momento di andarsene. Da Sammy Varin è tutto, tra poco Sallusti, poi Cainarca e poi Varin in versione mini intorno alle 11:20, ma ritorno. Ciao. Avete ascoltato la rassegna stampa.